Bentornati in un nuovo appuntamento con le previsioni meteo, un cambio di scenario atteso ovviamente per il centro, il sud e le due isole maggiori, colpito soprattutto il versante tirrenico. Proprio dalla giornata di giovedì partirà dalla Sardegna e arriverà venerdì verso il centro, ma vedete come in questi giorni vivremo un contesto nel complesso stabile dappertutto sull'Italia, con una giornata in prevalenza, quella di giovedì, caratterizzata da bel tempo e con clima mite di giorno. Pensate allo zero termico addirittura ben oltre i 3200 metri in quota, soprattutto sulle zone alpine, e quindi avremo un tempo in prevalenza soleggiato, ma attenzione anche all'aumento delle nebbie e delle foschie in Val Padana. Queste stratificazioni invece, quindi maggior parte della nuvolosità, arriverà proprio dalla serata di giovedì, quando vedete avremo delle precipitazioni sulle zone occidentali della Sardegna che potranno quindi portare delle prime precipitazioni tra la tarda serata e la nottata di venerdì. E infatti vedete poi come nella giornata di venerdì assisteremo quindi alla formazione di questo vortice mediterraneo che porterà a un peggioramento proprio sulla Sardegna nelle prime ore, con piogge e rovesci associati, anche locali temporali, ma non vi saranno rischi, e maltempo questo sistema frontale si dirigerà verso la Sicilia, una delle aree più soggette al maltempo, con possibilità di precipitazioni anche ben oltre 30 mm, come vedete in generale su gran parte della isola, e le piogge raggiungeranno poi la Calabria, la Campania, la Basilicata. Altrove invece avremo tempo più stabile sul nord Italia. Io ricordo però che rimane alto il rischio di nubifragi proprio sulla Sicilia, la regione più esposta proprio al rischio, da prima sulle aree occidentali e poi fino a quelle centro-orientali. Ricordo poi come le termiche ovviamente saranno ancora sopra la media quasi dappertutto, ma subiremo un contemporaneo calo termico ancora una volta sul Mediterraneo centrale, proprio per un nuovo impulso che arriverà ancora una volta sulla Sardegna nella giornata di sabato, quando avremo delle precipitazioni che nel corso della giornata giungeranno soprattutto sulla Sardegna, e la Sardegna sarà colpita proprio entro la serata da una nuova depressione che sarà situata sul Mediterraneo occidentale, con maltempo più intenso sulla Spagna, e intanto si allontana con qualche ultima pioggia sulla Puglia e anche sulla Basilicata, sul versante tirrenico. Si allontana questa depressione e quindi porterà qualche ultima pioggia nella nottata di sabato. Poi avremo nella giornata di domenica un netto cambio di scenario, sempre il nord stabile, pensate, non verrà coinvolto nessuna perturbazione. Questi due minimi depressionari, come vedete, molto piccolo comunque questo nocciolo sul centro Europa, porterà qualche locale precipitazione, non verrà interessato il nord. Ancora una volta possibilità di foschie nei bassi strati, e l'instabilità ultime notte che continueranno a concentrarsi al sud di Italia, quindi un weekend caratterizzato ancora una volta dall'influenza di precipitazioni, però ancora difficile localizzare dove saranno i fenomeni e con quanta intensità. Nella seconda parte del mese è atteso un cambio di scenario, quando un anticiclone anomalo potrebbe andare a collocarsi sul nord Atlantico, e questo anticiclone potrebbe creare uno sblocco delle correnti fredde di matrice artico-continentali dirette verso l'Europa centro-orientale. Questa è la maggior parte dei modelli, ovviamente dei calcoli, continuano a mantenere più soggetta a quest'area, mentre sulla nostra isola potremo essere invece molto probabilmente coinvolti da una fase molto più dinamica e instabile, a causa questo minimo depressionario, come vedete sulla Spagna, che continuerà a portare forte maltempo, piogge continue, insomma un bel carico di precipitazioni abbondanti. Vedremo se confermare questa evoluzione. Intanto seguite i prossimi aggiornamenti meteo.